benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Preso a calci e pugni dal branco, in 10 aggrediscono un minorenne e gli spengono sigarette sul corpo. È accaduto durante la festa del paese a Calascibetta. I genitori respingono le scuse. Tredicenne travolta davanti a scuola a Lampedusa mentre sta parcheggiando la bici elettrica, è in coma farmacologico. Tasso alcolemico elevato ma nessuna traccia di droga, diffusi i dati delle analisi tossicologiche su Simona Cinà, la giovane pallavolista morta annegata in piscina a Capaci. La storia di Loredana: vive in una casa fatiscente che però presto dovrà lasciare. Con mio figlio e il cane non sappiamo dove andare. Bagni inagibili per un guasto alla fognatura. Alla Rita Atre di Catania, bimbi costretti a fare la pipì a casa e poi tornare in classe. La scuola non è uno stabilimento balneare. Con una circolare il Liceo Cutelli di Catania invita gli studenti a vestirsi in modo adeguato. In volo confido, partito anche dall'aeroporto di Catania, il primo aereo che accoglie in cabina anche cani di grossa taglia. Calcio, il Catania e Toscano insieme fino a giugno del prossimo anno. Il club del presidente Pelligra prolunga di un anno il contratto al tecnico calabrese e domani al Provinciale si gioca il derby fra Trapani e Rossazzurri. In provincia di Enna, a Calascibetta, un minorenne è stato preso di mira da un branco di giovani. È accaduto durante la festa della Madonna del Buon Riposo. Calci, pugni ed evidenti bruciature di sigaretta. Sentiamo Desiree Ferlito. Picchiato da almeno una decina di giovani, preso di mira dal branco. È successa ad Enna durante i festeggiamenti della Madonna di Buon Riposo a Calascibetta. Vittima dei bulli, un minorenne in compagnia di una ragazzina nel bosco vicino alla piazza dove si celebra la festa. Oltre calci e sigarette spente sulla pelle, anche sputi e insulti. Sulla vicenda indagano i carabinieri dopo la denuncia da parte dei genitori del minorenne ennese. Gli investigatori avrebbero già sentito alcune persone, compresi i testimoni del pestaggio, e hanno visionato le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per provare a ricostruire le fasi dell'aggressione e poi identificare gli autori del pestaggio. Sono venuti alcuni genitori a chiedere scusa, ha detto il padre della vittima, che come la madre è un avvocato del foro di Enna. Confermando l'aggressione, ho mostrato loro le ferite di mio figlio che per 3 giorni a causa dei pugni alla mandibola ha dovuto mangiare omogenizzati. Non ho alcunché contro di loro, continua, ma forse non si sono accorti dove sono arrivati i loro figli. Una ragazzina di 13 anni è stata travolta da un'auto mentre era sulla bici elettrica davanti al liceo scientifico di Lampedusa, in coma farmacologico. Sentiamo Davide Sardo. Grave incidente a Lampedusa, una ragazzina di 13 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stata travolta da un'auto mentre era in sella alla sua bici elettrica proprio davanti al liceo scientifico. Secondo i testimoni, la giovane stava uscendo da un parcheggio quando è stata centrata dall'auto. L'impatto è stato violentissimo, la bici si è spezzata in 2 pezzi e la ragazza è stata sbalzata a terra. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure. Valutate le condizioni, la tredicenne è stata soccorsa in codice rosso e trasferita in elisoccorso all'ospedale di Cristina di Palermo. Ha riportato una profonda ferita alla testa ed è ricoverata in coma farmacologico. Carabinieri e Polizia Municipale hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Una giovane vita sospesa tra speranza e tragedia, mentre l'intera comunità di Lampedusa resta sotto shock. E torniamo ad occuparci del caso di Simona Cinà, la ventenne trovata morta in piscina a Capaci. Sono stati diffusi infatti i risultati degli esami tossicologici. Ci dice tutto Tonino De Mana. Arrivano le prime parziali risposte sulla misteriosa morte di Simona Cinà, la ventenne originaria di Capaci, annegata in piscina la notte tra l'1 e il 2 agosto scorsi durante una festa di laurea. Gli esami tossicologici eseguiti dall'equipe di medicina legale del Policlinico di Palermo hanno rivelato che la ragazza non aveva assunto droga, ma aveva un tasso alcolemico nel sangue molto alto. Il consulente incaricato per l'esame ha eseguito i test sul contenuto gastrico, sul sangue e l'urina della vittima. Tutti i reagenti per le sostanze stupefacenti, comprese quelle
sostanze sintetiche come la droga dello stupro hanno dato esito negativo, mentre, come detto, è risultato positivo il test sulla presenza di alcol con risultati molto sopra il limite considerato di guardia prima che insorgano alterazioni psicofisiche, un limite che gli specialisti hanno ponderato inserendo il peso della vittima e la sua poca propensione al bere. La consulenza tossicologica verrà ora analizzata dagli altri componenti dell'equipe che si sta occupando del caso, seguito dal sostituto procuratore di Termini Imerese Raffaele Caramanno. Simona Cinà, pallavolista, venne trovata sul fondo della piscina intorno alle 4 di notte. Fu uno dei festeggiati a tuffarsi con un amico per prenderla e portarla fuori dall'acqua. Al loro arrivo, i sanitari del 118 trovarono la giovane già morta con gli amici che provavano invano a rianimarla. E adesso vi raccontiamo la storia di Loredana che a Palermo a breve sarà sfrattata assieme al figlio di 12 anni e anche al cane da cui il ragazzo non si vuole separare e rischiano tutti di andare a vivere in macchina. Marco Gullà. Un sacchetto di plastica come protezione per evitare che pioggia e calcinacci possano cadere in camera da letto. È una delle tante istantanee dell'emergenza abitativa. Siamo a Palermo. I dati di qualche giorno fa resi noti dall'ANCI certificano che sempre più famiglie hanno difficoltà ad affittare o comprare casa. Come Loredana che vive in questa casa assieme al figlio e al cane, ormai parte integrante della famiglia. C'è uno sfratto in corso. Loredana non può permettersi un'altra casa. Le è stata proposta una casa famiglia, ma il cane non verrebbe accettato. Ovviamente ci cacceranno di casa, cioè so che potremmo dormire in macchina perché mio figlio non ce la farebbe allontanarsi dal suo cane, è un sostegno comunque psicologico. Nella casa di Loredana la cucina è all'interno del soggiorno, il bagno del vicino è praticamente confinante con la stanza del figlio. Sto facendo di tutto, quindi io ho chiesto una mano al comune perché devo ricominciare da zero. Dico momentaneamente, in attesa che si sistemi questa cosa con l'invalidità, il lavoro magari e possa essere più libera economicamente, ho chiesto il loro supporto, non me lo hanno mai dato. Una situazione di grande emergenza abitativa. Non è solo responsabilità dell'amministrazione comunale, ma ci sono anche responsabilità che cadono a livello regionale, ma anche a livello nazionale, tagli di fondi. Torniamo a Catania dove si guasta la fognatura e i bagni sono inagibili. Succede alla scuola Rita Atria di Catania, i bimbi costretti a scappare a casa per fare la pipì. Tonino De Mana. Signora, l'abbiamo vista a passo svelto, perché? Il bambino deve fare la pipì. Questa mamma è stata chiamata per un bisogno fisiologico del figlio, alunno dell'istituto Rita Atria Plesso Gramignani nel quartiere catanese degli Angeli Custodi. Anno nuovo, vecchi problemi, con i bagni della scuola chiusi per un problema alla fognatura che si trascina da diversi mesi. Mattinata di tensione davanti alla scuola dove si sono radunati i genitori e nonni degli studenti. Signora, sono le 10:20 e cosa fa qui lei? Allora, io sono una dipendente statale, dovrei essere al lavoro, ma purtroppo essendo questo problema con una certa importanza, io sono qui perché ho la paura che il bambino possa aver bisogno di andare in bagno, quindi mi devo rendere reperibile. Si deve prendere una soluzione, il sindaco deve aggiustare questa scuola, se no si chiude. Servono soluzioni, come spiega il consigliere del primo municipio Buglio. La soluzione immediata è mandare l'espurgo ogni 10 o 15 giorni. A far chiarezza sul problema ci pensa direttamente il dirigente scolastico Tumminia. Noi siamo rientrati come plesso per questo intervento importante, per degli interventi sul cortile interno nel decreto Caivano. Non sappiamo quando cominceranno questi lavori, ma sappiamo che fino a quel momento periodicamente dovrà intervenire lo spurgo. Il problema sono i tempi e la burocrazia. Di certo l'anno scolastico non è iniziato nel migliore dei modi. Restiamo ancora in tema scolastico, ma l'argomento è diverso. No a pance scoperte, canottiere insomma agli abiti succinti. La scuola non è uno stabilimento balneare, cita la circolare del liceo Cutelli di Catania che riprende un divieto sempre più diffuso nelle scuole. Desiree Ferlito. È una ciabatta che fa dire questo è uno studente scarso, ma secondo me no. Sobrio, decoroso, consono, 3 aggettivi per definire come dovrebbe essere il dress code per sedersi tra i banchi di scuola. Secondo me la pancia di fuori è consona anche per andare a scuola, ovviamente non in modo esagerato. Si sta esagerando un po', più che altro perché si incomincia a scuola troppo presto e con tanti gradi. Ho caldo, quindi mi vesto così comunque. C'è chi esagera e chi viene veramente con le ciabatte, c'è chi viene con i pantaloncini, c'è chi viene con le magliette molto corte. Non ci sono climatizzazioni in classe, non ci sono condizionatori.
dopo il dépliant circolato all'Istituto Pugliatti di Taormina, che ha fatto molto discutere per le X sugli abiti banditi, altri istituti hanno sentito l'esigenza di rimarcare il concetto con una circolare. Al Cutelli di Catania si ricorda testualmente agli studenti che la scuola non è uno stabilimento balneare. Sia giusto che ci siano dei limiti, perché comunque la scuola è un luogo istituzionale. Tutti abbiamo caldo, per carità, però si soffre, saranno i primi 10-15 giorni. Vietate minigonne, pance scoperte, tacchi, infradito, jeans strappati. Nel mirino dei bacchettoni finiscono quasi sempre le ragazze. Tantissime le scuole che vietano anche unghie troppo lunghe, capelli troppo colorati o trucchi pesanti. Non ha senso, se non le faccio più corte non sono più intelligente. No, abiti succinti, ma perché qualcuno viene in abiti succinti? Vi risulta questa cosa? Sì. Contrario alle circolari sul dress code è il Codacons, per il quale si rischia di limitare la libertà degli studenti. È una questione di decenza, ribatte il presidente dei presidi di Roma, Mario Rusconi. La scuola è un luogo sacro. Veniamo tutti, maschi e femmine, gonne, top, ciabatte e calza lunga, calza lunghissima. Applauso! Grazie ragazzi. E siamo adesso alla cronaca, parliamo della morte dell'imprenditore Angelo Onorato. Per la Procura di Palermo si è suicidato oppresso dai debiti della sua azienda, ma la famiglia si oppone. Giusy Lazzara. A Palermo una morte che pesa ancora, quella di Angelo Onorato, l'architetto trovato soffocato da una fascetta di plastica il 25 maggio dell'anno scorso nella sua auto. La procura ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta che avvalora la tesi del suicidio. I giudici scrivono che risultava aggravato da una situazione debitoria significativa ed era consumato dalle preoccupazioni. Difficile anche, secondo la procura, la situazione dell'azienda fondata e poi ceduta che presentava esposizioni per 1,5 milioni di euro. Ma la moglie di Onorato, Francesca Donato, non ha mai creduto al suicidio e ha consegnato agli investigatori della squadra mobile una lettera manoscritta dal marito. Nel documento, scrivono i giudici, emergevano preoccupazioni per minacce esterne e turbamenti personali non ricollegabili a terze persone in quello che appariva come un congedo rivolto alla moglie. Adesso la parola passa al giudice per le indagini preliminari. Ci saranno 30 giorni di tempo per presentare le opposizioni dei legali che assistono la moglie di Onorato. Abbiamo notato dei particolari che ci inducono a ritenere che assolutamente univoco sia il fatto che Angelo Onorato sia stato ucciso. Allora ci chiediamo perché mai una persona che è solita guidare senza cintura, subito prima di suicidarsi se la allaccia attaccandolo addirittura al sedile lato passeggero. Sulle fascette rinvenute attorno al collo e per terra, perché a quanto pare qualcuno che l'abbia utilizzata poi la perde, non vengono rinvenute impronte digitali né di Angelo né di terze persone. La Commissione Sanità dell'Ars ha dato parere favorevole al piano della nuova rete ospedaliera della Regione. Il piano adesso tornerà in giunta per il voto finale da parte del governo Schifani. Poi il documento sarà trasmesso al Ministero della Salute. Si prevede tra l'altro il mantenimento del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, per il quale tante battaglie sono state fatte, e la valorizzazione degli ospedali periferici. A partire da oggi c'è un'importante novità per chi viaggia in aereo, che può portare il proprio cane anche di grossa taglia. Sentiamo Simona Mazzone. Lontani dalle uscite di emergenza e dai passeggeri allergici al loro pelo. Basta seguire alcune regole e da oggi sarà possibile portare con sé in cabina e non più in stiva gli amici animali, grazie ad un'iniziativa ENAC recepita anche dall'aeroporto di Catania. Ed è già partito il primo volo ITA, la prima compagnia ad aver accolto la nuova linea guida. Anche i cani di grossa taglia del peso di un viaggiatore medio, 70-80 kg, potranno dunque sedersi comodamente accanto ai passeggeri, ma in trasportini omologati. Regole ben precise ai controlli di sicurezza. Adesso dovranno portare con sé anche una documentazione che attesti il microchip, le vaccinazioni fatte, l'antirabica eccetera eccetera, e poi predisporsi nella maniera opportuna prima dei controlli. Una misura accolta con soddisfazione dai proprietari degli animali. Sono sempre stata frenata dal fatto di non poterlo portare con me, anche perché in stiva non starebbe, quindi sì, sicuramente è un'ottima cosa. Non sono
partita anche per questo, perché praticamente io per il mio cane è come se lasciassi un figlio nella stiva, non esiste. Qualcuno, seppure soddisfatto, non porterà comunque il proprio cane. Purtroppo lui è in una stazza abbastanza importante, quindi normalmente non lo porto mai in viaggio con me e non gli farei neanche comunque affrontare un viaggio in aereo. Non lo chiuderei in un trasportino per portarlo in aereo. E qualche contrario. No, non sono d'accordo. Perché? Potrebbero dare fastidio a qualcuno. Mentre loro, i protagonisti di questa storia, sembra che gradiscano. Tu sei d'accordo? Le stragi del 92 raccontate agli studenti da chi quei giorni li ha vissuti. Francesco Aloi. Ritengo che chiunque nel 1992 abbia svolto un solo giorno presso il reparto scorte di Palermo sia un sopravvissuto, perché in quel periodo era una sorta di roulette russa. Nei suoi occhi si legge ancora il dolore vissuto 33 anni fa. Nonostante tutto ha deciso di restare nello stesso reparto della questura di Palermo. Salvatore Lopresti era uno degli agenti di scorta del giudice Borsellino, salvo per miracolo. Ricordo l'essere uomo, l'essere affettuoso, l'essere una persona che si dava agli altri, come ci guardava, come ci proteggeva. È stato un privilegio avere lavorato con lui in quella stagione. Ricordare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma anche gli 8 agenti uccisi insieme a loro nelle stragi del 92. È l'obiettivo di questo docufilm, I ragazzi delle scorte, che gli studenti qui al Liceo Gargallo di Siracusa, come in ogni scuola, guardano con molto interesse. Giovani che all'epoca non erano nati. Io giro in parecchie scuole in tutta Italia e devo dirvi che in quei 55 minuti i ragazzi stanno davvero attenti. Il tritolo, le esplosioni, i morti non possono essere dimenticati e quando c'è da incontrare i ragazzi, Salvatore Lopresti risponde sempre presente. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, poi torniamo per parlare fra l'altro di un Pinocchio gigante fatto di Tetra Pak. A tra poco. Ad Agrigento il rifiuto diventa arte. Dal Tetra Pak nascono un Pinocchio antimilitarista e 3 colonne dedicate al Tempio della Concordia. Davide Sardo. Un Pinocchio gigante è un tempio fatto di cartoni. Agrigento si trasforma in palcoscenico internazionale grazie alle opere di Edoardo Malagigi, 2 installazioni monumentali già installate per Capitale Italiana della Cultura che uniscono arte, denuncia civile e sostenibilità. In piazza Marconi Endgame raffigura un Pinocchio alto 5 metri in plastica riciclata, tatuato di armi e simboli antimilitaristi. Un grido contro il commercio bellico e un omaggio a Danilo Dolci. Poco distante, nel refettorio dell'antico monastero di Santo Spirito, il tempio di Tetra Pak. 3 colonne ispirate al Tempio della Concordia, costruite interamente con cartoni di latte e succhi trasformati in sculture grazie alla stampa 3D. Questi elementi che si incastrano sono elementi che abbiamo dentro i nostri frigoriferi e che chiamiamo anche rifiuti, sono gli imballaggi di un prodotto. Un messaggio che l'artista porta avanti da oltre 50 anni con opere esposte nei più importanti contesti internazionali. Quando la musica incontra la danza e le arti marziali, momenti di grande suggestione al Teatro Romano di Catania. Da un lato la pietra lavica, dall'altro il mare, in mezzo la musica, quella della compagnia taiwanese U-Theater, che unisce la forza delle percussioni alla danza e alle arti marziali, ispirandosi ai versi buddisti che raccontano il cammino del guerriero illuminato. Spada di saggezza, Sword of Wisdom, in inglese il titolo dello spettacolo, apprezzato al Teatro Romano di Catania nell'ambito del Maranzano World Fest. U-Theater è stato fondato nel 1988 dando vita a uno stile performativo riconosciuto in tutto il mondo. Per suonare un tamburo bisogna prima imparare a meditare, è la convinzione che sta alla base del programma di formazione del gruppo, attraverso la fusione di culture orientali e occidentali con l'idea di superare i confini dell'antichità e della modernità.
Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con la pagina sportiva. Siamo allo sport, al calcio, vigilia del turno infrasettimanale in Serie C con il derby tra Trapani e Catania alle porte. Al provinciale ci si attende una partita di alto livello, ma la notizia del giorno è il rinnovo del contratto per Toscano. Francesco Triolo. Un segnale di fiducia, un messaggio che la strada è quella intrapresa, indietro non si torna. Il Catania ha prolungato il contratto all'allenatore Mimmo Toscano sino al 2027. Sono molto contento perché legarmi ancora al Catania è una cosa che mi fa enormemente piacere, però la cosa più importante sono raggiungere insieme gli obiettivi. Ma occorrerà cambiare, forse già da domani contro il Trapani, cambiare passo, atteggiamento, anche qualcosa tatticamente. Occorre farlo, anche se è difficile in così pochi giorni. Però il Catania cerca una scossa. La sconfitta di Cosenza, il pari col Sorrento, così come maturato, impongono di tentare qualcosa di diverso. Toscano, squalificato 2 turni dopo le proteste contro i campani, sta lavorando su più aspetti, quello di un cambio di modulo andando sul 3-5-2, mantenendo così il suo caposaldo della difesa a 3 e avanzando Cicerelli al fianco di Forte, oppure cambiare volte e giocare col 4-3-3, operazione che potrebbe essere fatta anche in corso di gara se Donnarumma e Casasola arretrassero il loro raggio d'azione sulla linea difensiva. Un Catania multiforme, insomma, per avere maggiore imprevedibilità e dare meno punti di riferimento agli avversari. Toscano deve fare i conti anche con gli infortunati. Nessuno dei 6 che ha saltato la partita di domenica potrà essere recuperato. L'unico con qualche possibilità sembra essere proprio Donnarumma, anche se è difficile rivederlo in campo dal primo minuto. In casa Trapani c'è molta attesa per il derby contro il Catania. I Granata, che ormai hanno recuperato la penalizzazione di 8 punti e che sono reduci al pareggio di Altamuro, dovranno fare a meno per l'infortunio del difensore Nicoli e dell'attaccante La Sorsa. L'allenatore Granata, Totò Aronico, in compenso recupera sia il difensore Negro che l'attaccante Fischnaller. Finisce qui questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.